Cari lettori del quotidiano Le Piave, siamo saliti ai 1570 metri del Monte Pizzoc per documentare l'inanellamento scientifico degli uccelli migratori. Lo abbiamo fatto in una splendida giornata d'autunno. Vogliamo documentare questa pratica che serve per salvaguardare e monitorare le tante specie della zona. Siamo arrivati a destinazione. Buongiorno Andrea. Buongiorno, buongiorno a tutti. Cos'è una stazione di inanellamento di uccelli? Allora, la stazione di inanellamento come questa è un sito dove si fanno degli studi sugli uccelli migratori in particolare. In questo momento la nostra stazione fa parte di una rete di altre stazioni come la nostra che stanno monitorando la migrazione autunnale degli uccelli. Gli uccelli, la maggior parte dei passeriformi, che sono uccelli di piccole dimensioni, hanno sviluppato nel tempo la capacità di migrare e si riproducono al nord dell'Europa, al nord delle Alpi in particolare, durante la primavera e l'estate, e poi nel periodo autunnale, cioè principalmente nel mese di ottobre, devono abbandonare questi siti non più ospitali perché il clima comincia a cambiare, comincia a fare freddo, e devono cercare di spostarsi per andare nei territori cosiddetti di svernamento, che sono principalmente situati nel centro e nel sud dell'Europa, oppure anche fino al Nord Africa. Perciò voi li intercettate e poi cosa fate? Noi li intercettiamo con queste reti, che sono delle reti passive, che sono cosiddette mistnet, reti foschia, sono delle reti appunto passive, non abbiamo richiami, non utilizziamo nessun altro sistema. Gli uccelli non la vedono, incappano in queste reti e restano intrappolati. Ogni ora, come da protocolli dell'ISPRA, che è l'ente per cui noi facciamo questo tipo di ricerca, tutti i volontari o comunque gli esperti, insomma, della stazione di inanellamento fanno il giro alle reti, estraggono gli uccelli dalle reti, li pongono in sacchetti di tela, che sono quelli che vedete lì, e poi li portano qui. Questa è la stazione dove effettivamente si svolgono le operazioni del tavolo. Vedete, estrae l'uccellino dal sacchetto. Una volta che loro sono dentro questi sacchetti di tela traspiranti, possono tranquillamente respirare, stanno in una situazione, diciamo, di quiescenza, di calma, di quiete. Adesso lui apporrà un anello, si prendono diverse misure morfometriche che ci danno l'idea delle dimensioni relative degli organi dell'uccello, e poi si dà una valutazione di quello che è l'accumulo di grasso e la tonicità del muscolo, il muscolo pettorale, cioè il muscolo di volo. Gli uccelli ovviamente hanno sviluppato particolarmente i muscoli pettorali perché sono quelli che gli permettono di volare. Questo sito del Pizzoc è un sito cosiddetto anche di stop over, cioè una sosta. Si fermano qui, quindi hanno consumato già il grasso, si fermano qui, si alimentano di nuovo, accumulano di nuovo una parte di grasso e quando sono pronti ripartono per affrontare un altro volo. Il carburante per fare la trasvolata. Il carburante, esattamente. L'ISPRA è l'ente che sovrintende alla gestione dell'inanellamento, che ci fornisce gli anelli e che ci forma a essere inanellatori con una serie di tirocini e poi di esami di abilitazione. Andrea, questa operazione dal momento della cattura al rilascio quanto dura? Beh, allora, da protocollo ISPRA noi dobbiamo fare il giro alle reti ogni ora, quindi gli uccelli possono restare nella rete al massimo per un tempo di un'ora e dopo vengono portati velocemente alla stazione di inanellamento. Le operazioni di inanellamento sono brevissime. Noi cerchiamo in maniera standardizzata, cioè con la precisa coscienza di quello che è la superficie di rete che abbiamo nel tempo in cui le reti sono aperte, di stimare anno per anno quelli che sono gli andamenti delle specie che passano sul Pizzoc. Noi da 7 anni siamo qui e riusciamo a fare tutto il mese di ottobre, adesso ci siamo un po' allargati, facciamo un mese e mezzo,
grazie anche al sostegno di un'associazione venatoria che ha deciso di destinare parte dei suoi proventi in attività di ricerca, e questo credo che sia un esempio virtuoso del fatto che anche il mondo venatorio può partecipare ad attività di ricerca.